Lunedì 2 marzo, nell'ospedale di San Vito al Tagliamento, è stata inaugurata la nuova TAC e l'ecografo. Erano presenti il sindaco di Bisceglie, la presidente della regione Serracchiani, l'assessore alla salute Telesca, il direttore dell'azienda sanitaria 5 Bordon e una rappresentanza dei primari e del personale sanitario. Paolo Bordon ha parlato dei disagi dovuti ai lavori, compensati dalla rapidità nella consegna. Potevamo fare due scelte. Una era quella di stare un po' più comodi ma allungare l'iter di questo cantiere, la seconda è quella che abbiamo fatto, avere un sacrificio magari più importante e pesante all'inizio, ma accorciare i tempi di questa importante strutturazione. L'adeguamento delle dotazioni diagnostiche permette di ridurre in modo significativo i tempi di attesa, grazie alla rapidità con cui le nuove apparecchiature svolgono le indagini radiologiche. Per un esame radiologico, con le nuove dotazioni dell'ospedale, si impiegano una decina di secondi rispetto ai 20 minuti impiegati con le apparecchiature tradizionali. Oltre a migliorare i tempi di attesa, i nuovi strumenti permettono di abbassare del 40% l'esposizione alle radiazioni, elemento essenziale per rendere questo tipo di esame il meno invasivo possibile per il paziente. Importante l'apporto di Fondazione Krupp e BCC Pordenonese, che hanno contribuito in modo significativo all'acquisto delle apparecchiature. La Presidente Serracchiana ha sottolineato come il percorso intrapreso vada nella giusta direzione per un servizio sanitario sempre più adeguato ai bisogni del territorio. Ogni qualvolta ci muoviamo nella provincia di Pordenone troviamo già una forte, direi, fotografia in qualche modo di quella che è la riforma della sanità, nel senso qui con un percorso che viene da lontano, quindi è iniziato molto prima del nostro insediamento, si è in qualche modo arrivati ad un'integrazione tra il territorio e l'ospedale che è un po' l'obiettivo della riforma, perché abbiamo investito da subito di più sulla prevenzione. E avere una diagnostica di alta qualità e i macchinari di alta qualità negli ospedali di territorio è una forma di prevenzione evidentemente, che aiuta anche il lavoro degli ospedali hub, sui quali c'è meno pressione perché si riesce in qualche modo a gestire sulle altre strutture di territorio una qualità del servizio che ci permette evidentemente di prevenire. Questa è va anche nella direzione giusta rispetto al principio di equità, uno dei principi della riforma che è quello di equità, cioè non posso essere trattato diversamente a seconda, io come paziente, di dove risiedo.